Picchetto, attenti! Incide con andare solenne il picchetto d'onore della polizia e avvolta nel tricolore la bara di Domenico Zorzino, arrivata sul sagrato protetta dagli agenti per ricevere il tributo dei colleghi e di tutta la comunità prima dell'ingresso nella chiesa di Anguillara Veneta. Onori ai caduti della Polizia di Stato! I primi ad arrivare i familiari di Domenico con in testa il papà Giovanni. Accanto al feretro la compagna Sabina e il figlio Tommaso. Ad Anguillara anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con il prefetto di Padova Raffaele Grassi, il capo della polizia Lamberto Giannini con il questore Antonio Sbordone. Troppo piccola la chiesa di Anguillara Veneta per contenere quanti si sono stretti alla famiglia di Domenico nel sincero dolore per la sua morte e per un gesto, testimonianza di quotidiana dedizione al bene, come ha ricordato il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che ai giovani presenti e in particolare al figlio Tommaso dice: per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro. Non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo. Che il Signore ci dia il coraggio e la forza di continuare su questa strada che ha dato qualità alla vita di Domenico. Palpabile in chiesa il dolore e la commozione che si sentono nelle parole del sindaco Alessandra Buoso. Generosità, responsabilità e altruismo, un grande esempio di vita. Parla poi il figlio Tommaso. Sarai il mio angelo, papà. Dovrai lavorare anche da lassù. Dovrai vegliare su di me e sulla mamma, come hai sempre fatto. Ti voglio tanto bene e te ne vorrò per sempre. Ciao grande uomo. E il tuo putin, Tommaso. In ricordo del fratello Angelo e di Tiziana Mezzacapo, dirigente del reparto prevenzione crimine, raccontano il valore dell'uomo e del poliziotto. L'ultimo saluto ufficiale è quello del parroco, don Giampaolo Assiso. Il feretro di Domenico Zorzino esce poi sul sagrato dove il picchetto d'onore saluta il figlio, fratello, amico, poliziotto. C'è la gratitudine dello Stato e l'ammirazione per uno dei suoi uomini migliori nell'abbraccio del ministro al figlio della gente, con la comunità che scioglie l'emozione in un applauso.